In montagna si va attrezzati, informati e rispettando tutte le regole, cioè non è che vai all'avventura, perché in montagna all'avventura non si va. Un appello, l'ennesimo, un forte richiamo alla responsabilità di chi troppo spesso affronta la montagna alla stregua di un parco giochi, ma risalire sentieri e vette dolomitiche non è come accomodarsi su un ottovolante o passeggiare sulla battigia. I cittadini devono capire che la montagna è sicuramente bella, ma va rispettata. Cioè, qualcuno si è offeso perché ho detto che chi va con le Havaianas in montagna c'è un irresponsabile, ma è altrettanto vero che con questa amministrazione abbiamo anche tentato di introdurre un elemento, diciamo, di deterrenza, che è quello di far pagare il conto a chi di fatto viene recuperato, viene soccorso in contesti nei quali capisci che si è addentrato senza un minimo di responsabilità e di, diciamo, cognizione di causa. L'occasione per rinnovare il concetto di rispetto per la montagna e per chi opera in ambiente ostile, l'annuncio del rinnovo della convenzione tra la Regione e il Soccorso Alpino. Il budget annuo arriva a circa €1 milione fino al 2027 e sarà destinato a incrementare il compenso agli istruttori per l'attività di aggiornamento e formazione dei volontari, aumentare l'organico della segreteria e implementare le assicurazioni stipulate per l'attività dei soccorritori. L'ha detto Giuseppe Zandegiacomo, neopresidente regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 27 stazioni, 757 volontari, 3 delegazioni in Veneto dove nel 2024 sono stati eseguiti oltre 1000 interventi e soccorse 1225 persone, il 40% delle quali illese. Una gran parte dei nostri interventi vengono svolti proprio per persone che sono illese, tra queste rientrano perdita di orientamento, incapacità, malore, quindi tutta una serie di fattori che poi si possono ricondurre all'impreparazione e all'incapacità. Qui io vorrei introdurre il concetto molto chiaro, cioè quello della responsabilità. Cioè una persona deve affrontare la montagna con senso di responsabilità. Non nego che stiamo valutando ancora di inasprire ancora di più il tema delle risorse, diciamo del conto da applicare a chi se ne va in giro per le montagne senza usare il cervello, perché penso che i nostri sanitari e i nostri soccorritori in generale non possono andare a rischiare la vita e peggio ancora a perdere tempo per andare a soccorrere persone che se ne stavano a casa o andavano a fare, diciamo, dei percorsi, diciamo, alla loro portata, avrebbero evitato un sacco di guai. Al punto stampa a Palazzo Balbi anche l'assessore Giampaolo Bottacin, primo estensore della legge regionale sul soccorso alpino, eccellenza del sistema di protezione civile in Veneto. Il nostro soccorso alpino è un sistema fondamentale nel sistema della protezione civile che abbiamo. Noi come protezione civile, mentre la sanità interviene sulla spesa corrente, noi interveniamo sulle spese di investimento e quindi sulle dotazioni di mezzi, di attrezzature, di quello che serve per poter intervenire in ambiente particolarmente complesso.